Autonomia sempre e comunque. Il Veneto non cederà il passo, che lo sappia il ministro Boccia, atteso lunedì in regione. Il governatore del Veneto Luca Zaia all'assemblea degli industriali a Valdagno va diritto per la sua strada, che è quella voluta dalla maggioranza dei veneti e segnata dal referendum del 2017. Dopo un voto e risposta a distanza, lunedì sarà la volta del confronto diretto, l'ennesimo, per cercare di far valere il progetto di autonomia veneta. Sarà l'occasione per presentare il nostro progetto, per consegnare ufficialmente anche a lui la bozza d'intesa e per presentare al ministro Boccia la delegazione trattante. Vedrà in faccia gli accademici, vedrà coloro che hanno vinto peraltro anche davanti alla Corte Costituzionale contro il governo Renzi, e dimostreremo tutta la bontà del nostro progetto. Quindi il governo è nelle condizioni di firmare e di darci subito l'autonomia se decide di darcela, altrimenti arriverà qualcun altro che ce la darà questa autonomia. Sussidiarietà, autonomia differenziata, 5, 15, 12 materie, si sprecano i paletti da mettere alla richiesta di autonomia del Veneto, e se il ministro Boccia vuole un'autonomia su base costituzionale, a replicargli all'ex ministra Erika Stefani, che fino a ieri ha lavorato sull'autonomia. Vuole farla secondo Costituzione. Il progetto che io avevo avanti, sul quale ho lavorato, era ovviamente un progetto costituzionale. E di sussidiarietà, come se l'autonomia veneta andasse a scapito delle regioni del sud, il governatore Zaia non ne vuol sentire nemmeno parlare. Sussidiarietà, solidarietà, unità, coesione sono prerequisiti per l'autonomia. È come andare da un concessionario e chiedere di comprare un'auto e continuare a stressare il venditore dicendo ma le 4 ruote. L'auto senza 4 ruote non esiste, l'autonomia senza i requisiti solidarietà, unità e coesione nazionale non esiste, per cui è inutile che continuiamo a ripetere sta roba.